Oltre 5.000 persone oggi hanno sfilato nel corteo in centro città il grido Palestina libera, basta genocidio a Gaza. In testa agli studenti, numerosissimi, con striscioni, bandiere e soprattutto con voce squillante e animo partecipativo. Scendere in piazza, mostrarsi, urlare a gran voce quello che il nostro governo cerca di svilire in tutti i modi, significa non essere complici del genocidio. Il messaggio era chiaro, i colori, la musica, gli slogan hanno accompagnato una mattinata che ha visto il centro città palcoscenico della protesta. Noi studenti siamo oggi qua in piazza anche per dire che noi di Palestina nelle scuole vogliamo parlarne. Qui ci sono persone, famiglie, bambini, donne e uomini che vogliono chiedere con forza a tutti i governi, anche al governo italiano, di fare la propria parte perché a Gaza cessi il fuoco, perché finisca quella carneficina e perché si possa tornare a vivere in pace in un territorio martoriato. Qui ci sono lavoratori, lavoratrici, studenti, studentesse, famiglie, questa è la parola che vogliamo, pace, lo vedete anche dalle bandiere. Abbiamo condiviso il fatto che siano gli studenti e le giovani generazioni ad aprire questo corteo perché è un bel segnale. Rispetto al fatto che si dice sempre che i giovani non sono impegnati né politicamente né idealmente, ecco, questa è la risposta. Il lungo serpentone è partito da Largo Tomizza, ha percorso le vie Giulia, Battisti, Carducci, poi da piazza Goldoni verso Corso Italia per poi entrare in via San Spiridione, girare in via Milano e arrivare in piazza Oberdan sotto la sede del Consiglio regionale, dove al microfono si sono alternati gli interventi di studenti, politica, sindacato e associazioni. Una donna come Presidente del Consiglio che non è né cristiana né una madre per le cose che lei afferma. È una bugiarda, è una bugiarda. Siamo noi i pacifisti, siamo noi il futuro di questa nazione. Noi siamo qui oggi per schierarci dalla parte giusta e questo va fatto il prima possibile. Un segnale immediato per farlo è riconoscere Gaza e la Palestina come entità autonoma, cosa che ancora non siamo riusciti a fare perché vorrebbe dire metterci in una posizione scomoda. Il corteo è stato uno dei più partecipati degli ultimi anni e si è svolto in totale serenità, senza alcun momento di tensione, come i proponenti avevano raccomandato e auspicato. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Allora, sono le 21:15, buonasera, ben ritrovati con Ring, abbiamo molte cose di cui parlare. È chiaro che è stata una giornata, il giorno più lungo sul fronte dello sciopero generale, nonostante, ricorderete, ne avevamo dato notizia ieri, l'intervento del garante, ma oggi puntualmente lo sciopero c'è stato. Così si è svolto Trieste, ben diverso da quell'unico momento di tensione, anche se poi oggi più di qualcosa è emerso ancora di quel che è accaduto ieri. In merito alla vetrata, insomma, come sapete, le vetrate rotte alla stazione, calci alle auto, in realtà ci sono stati anche momenti di tensione con alcuni giornalisti, quindi è arrivato oggi un comunicato dei CDR della RAI e del Primorsky perché il tecnico Fabio Rebez, collaboratore Luca Tedeschi, ex collaboratore tra l'altro di Tele4, Rebez lo sapete, è stata espressa dal CDR solidarietà ai colleghi per l'aggressione nella serata di ieri mentre documentavano la manifestazione pro-Palestina. Rebez, collaboratore, è stato accerchiato da almeno 2 persone, bloccandolo fisicamente, cercando di impedirgli di continuare a documentare i fatti della stazione ferroviaria, mettendo le mani addosso alla telecamera, intimidendolo tanto da costringerlo ad allontanarsi. Analoga situazione, Luca Tedeschi, fotografo del Primorsky, è stato placcato da qualcuno che non voleva facesse il suo lavoro, insomma. La dico così in breve, non è che non sia successo per esempio qualcosa, insulti da parte di qualcuno, ma insomma qualche scemo, insomma, non è che in pochi, anche nei confronti dei nostri giornalisti, e qualcuno se ha seguito la diretta ieri li ha anche sentiti, ma purtroppo è accaduto anche questo. Oggi avete visto cosa è successo nel resto del paese, invece io vorrei che parlassimo di quello che abbiamo vissuto qui, vedremo con molti altri servizi, e poi con un intervento ancora molto duro da parte del presidente Massimiliano Fedriga, che in un video ha citato esplicitamente quello slogan che veniva usato ieri sera alla manifestazione e ancora oggi, che essenzialmente vuol dire una Palestina ma senza Israele. Quello è il concetto di quello slogan, che è quanto utilizza e dice Hamas. Tra poco vi farò vedere e sentire appunto anche
il Presidente. Poi vorrei che riuscissimo a una serata ricca, tra poco più di un'ora avremo Cristelli che parla di un libro, insomma altri ospiti, quindi nella seconda parte di Ring, ma prima voglio stare su questo e quindi anche i temi della città, arrivare a quelle divisioni che ci sono nel centrodestra sul fronte ippodromo, e vi farò risentire, perché non possiamo non parlarne, Illy sulla cabinovia, che ha un po' frantumato il muro di coloro che credevano granitica l'opposizione, quando un ex sindaco come Illy dice quello che ha detto ai nostri microfoni sulla cabinovia. Poi però anche nel finale dice se questo progetto non va bene va ritirato, quindi bisogna raccontare le cose sempre tutte. Ora con Gianluca Valenta e Giorgia Castiglione mi fate vedere il sondaggio di oggi e vi dico che sono già più di 2000 telefonate. Tragedia di Gaza, giusto lo sciopero generale di oggi? Io ho mantenuto la promessa, lo dico ai telespettatori e grazie ai tanti che ci hanno seguito anche ieri nella puntata diciamo regionale, perché col consigliere regionale Furio Onsel abbiamo pensato in diretta insieme, di fatto l'avete visto tutto insomma, con gli ospiti di ieri sera, il quesito di oggi, e mi sono attenuto a quello che ci siamo detti, formulando diversamente questa domanda e vediamo se andrà diversamente il sondaggio. Ripeto, sono già circa 2000 le telefonate. Saluto Antonio Lipolis di Fratelli d'Italia. Grazie Ferdinando, saluto a te spettatori. Danilo Sloccar della Lega. Buonasera a tutti. Luca Bressan del Partito Democratico. Grazie per l'invito. E Paolo Menis del Movimento 5 Stelle, gradito ritorno, non ci si vede da un po', Grazie, buonasera, sì, parecchio, sì. Mica per colpa nostra però. No, perché si sente in colpa. Mi fate vedere, no scherzo, mi fate vedere un altro passaggio, il blocco al porto, sì non questo video, dopo lo vediamo Gianluca, il blocco a porto, non la signora che poi ha contattato Tele4, vedremo anche quello se riusciamo, ma la cronaca che ha fatto Marco Stabile di questa giornata appunto al varco del porto, vediamo. Quello che stiamo facendo oggi, quello che abbiamo fatto dal 22, dall'ultimo sciopero generale, è un blocco vero, è un blocco reale. Quello che abbiamo fatto in città ieri e in tutti gli altri giorni non sono passeggiate. Siamo qua oggi, il danno che stiamo facendo all'economia complice del genocidio è reale. Da questa mattina alle 9:30 è iniziato il blocco del varco 4 del porto di Trieste, organizzato dal sindacato USB, Unione Sindacale di Base, insieme a molti altri movimenti spontanei e non. Siamo arrivati a circa 1 migliaio di persone qui davanti al terminale contenitori del Molo Settimo, dove al momento non passa nulla né in entrata né in uscita. In molti si sono alternati al megafono a tracciare la loro testimonianza rispetto a quello che sta accadendo a Gaza. Giovani, meno giovani, rappresentanti sindacali della società civile piuttosto che semplici studenti e famiglie che sono arrivati qui anche con i bambini. Nonostante il bastone lei c'è, cioè, è voluta venire? Sì, io partecipo a tutte queste manifestazioni nonostante il bastone, nonostante tutto, perché penso che quello che sta succedendo ai palestinesi è infinitamente più grosso di quello che capita a me. Il genocidio a Gaza non è solamente un crimine di guerra, è un crimine contro l'umanità. E per me era doveroso, non si può fare altrimenti. C'è un momento della storia troppo significativo per girarsi dall'altra parte. Non voglio sentirmi complice quello che sta facendo il governo italiano e il supporto che dà Israele rispetto a un gruppo che va a cercare di portare aiuto e che viene rapito in acque internazionali. È importantissimo essere qui perché mostrare un segnale da parte di tutta la cittadinanza. È una lotta che è sentita da tutti, da bambini, da chiunque. Doppia bandiera della pace e qui assieme anche con suo figlio, credo. Sì, ne abbiamo due, ne abbiamo uno anche dall'altra parte, perché è importante che anche loro facciano sentire la loro voce. Sono piccoli, sono giovani, però quello che sta succedendo è grande, è enorme e loro un giorno ci chiederanno conto, ci chiederanno dove eravamo
e cosa facevamo. E di fronte a un genocidio non si può restare a casa seduti a non far nulla. Questo è lo schieramento delle forze dell'ordine alle mie spalle, con i carabinieri in tenuta antisommossa a presidio dell'ingresso del porto di Trieste, anche se in realtà questa mattina la manifestazione è stata assolutamente pacifica ma decisa, ovvero l'idea è quello di bloccare tutto. La modalità della protesta di oggi deve essere ovviamente dinamica. La decisione di oggi è quella ovviamente di bloccare quelli che sono i punti della produzione, del commercio del nostro paese. Noi vogliamo bloccare tutto. Allora, vedo tantissimo dibattito anche via SMS e molta partecipazione al sondaggio. Continuate a farlo perché tra meno di un'ora diamo il risultato. Voglio cominciare da chi rappresenta il governo, diciamo romano, quindi l'Ipolis in particolar modo, intendo dire il governo di questo paese, anche perché ha sentito cosa hanno detto nei confronti di Giorgia Meloni, quelle lavoratrici bloccate dentro il porto, questo è fermi che dopo denuncerai gli organizzatori. Che fenomeni. Dopo vi facciamo sentire perché durante la nostra straordinaria di oggi, perché stamattina abbiamo seguito praticamente tutta la manifestazione fino all'arrivo in Consiglio regionale in piazza Oberdan, sotto il Consiglio regionale, e ci chiamavano alcuni dicendo siamo bloccati qui con lavoratori al porto e quindi dopo abbiamo raccolto anche la testimonianza. Dai Lipolis. Intanto devo esprimere solidarietà alle forze dell'ordine perché subiscono sempre più frequentemente le ire di questi manifestanti violenti che non hanno rispetto né della divisa né delle cose. Poi esprimo solidarietà per i malati che stanno nei vari reparti, che magari in giornate come queste trovano 2 o 3 infermiere invece di 4 o 5, o 2 o 3 infermiere invece di 4 e 2 ossi invece di 3 perché hanno aderito ad uno sciopero. Esprimo solidarietà a coloro che magari non hanno potuto prendere il solito treno della mattina e il solito treno della sera perché si sono trovati delle anomalie negli orari delle stazioni e delle ferrovie. Esprimo solidarietà per le persone che erano in porto questa sera e che non sono riuscite ad uscire perché i cancelli erano chiusi. Quante persone erano in corteo oggi? 5.000? Beh, potrei rispondere che 195.000 persone erano a casa. È un conto anche questo, 5.000 persone sono andate in corteo, 195.000 persone erano a casa e la maggior parte di queste 195.000 persone non ha capito le ragioni di questo sciopero. Provo a spiegarvele io le ragioni di questo sciopero. Non c'entra niente lo sciopero. Con il tipo di... Provo a spiegarvele io le manifestazioni. Sono 3 anni che il governo di centrodestra è in funzione. Dopo 3 anni di governo Meloni tutti gli indicatori sono positivi e soprattutto la popolarità del governo Meloni è molto alta. La sinistra impazzisce quando il centrodestra è al governo e deve trovare assolutamente, ed è capitato nella storia dell'Italia del dopoguerra, che ogni volta che ha governato il centrodestra, dopo 2 o 3 anni doveva succedere qualcosa di piazza per fare in modo che il governo venga messo in difficoltà. La Palestina è uno strumento, è un modo come un altro, è un modo come un altro, è un modo come un altro per raggiungere un fine. Queste sono manifestazioni strumentali. Mi permetta di finire il mio ragionamento, Ferdinando. Non c'è persona al mondo, il 100% delle persone, sia a destra che a sinistra, che non ha la sensibilità e l'umanità di non piangere, tra virgolette, passatemi questo termine, davanti alla morte di bambini, di donne, di militari ucraini, di militari russi, di militari israeliani, di popolazione civile. La differenza tra noi e loro qual è? Che loro strumentalizzano la sensibilità e l'umanità per fini politici, noi queste cose non le facciamo. Qui scrivono complimenti per il discorso offensivo nei confronti della Premier, citano Vallon le parole di quella... queste sono... Fermi, allora non è solo politica questa. Fermo, dai, Bressan, poi vorrei sentire Slocker e Menis. Dai. Parto da un dato di fatto, nel senso che credo che proprio diversamente da quello che diceva chi mi ha anche preceduto, questo tipo di manifestazione mostra proprio la sensibilità che c'è di fronte ai gravissimi lutti che ci sono, cioè la situazione ovviamente diventata inaccettabile della rappresaglia che ha avuto Israele nei confronti anche sulla striscia di Gaza, perché è vero che c'è stato un attentato, è vero che c'è stata una reazione, ma diciamo che la reazione è andata fuori controllo. E ovviamente dal punto di vista di quello che è il sentire popolare si vede, perché diceva anche il servizio di prima, prendiamo un dato, è una delle manifestazioni la più partecipata degli ultimi anni, quindi fa capire che c'è tutto un movimento di opinione popolare che crede che bisogna dare un segnale e ovviamente lo possono dare solo al governo italiano, nel senso di far capire che bisogna fare qualcosa anche in sede internazionale.
Da questo nasce l'esigenza dello sciopero e quindi una sensibilità particolare che secondo me non può essere liquidata in questo modo, anche perché lo sciopero di fatto, lo sappiamo, crea sempre una quota di disagio ed è proprio la modalità dello sciopero che intende fare quello. E le persone che lo fanno non vanno là per prendere un giorno di ferie, perché qualcuno ha avuto il coraggio. Perdono la sì, paga. diciamo che perdono la paga e poi sono andate realmente a manifestare, perché rispetto ad altre volte i mari cortei non sono così partecipati, questa volta non si può dire, abbiamo comunque 5.000 persone che erano sul corteo, quello della CGIL, e 1 migliaio comunque parlava il servizio anche nella zona del porto, quindi 6.000 persone coinvolte, diciamo, dati dai mezzi della stampa, quindi è un dato reale, nel senso non c'è neanche faziosità sul dato. Quindi secondo me si chiede solo un segnale di attenzione che la Premier, invece di soffiare sul fuoco e dire che questa gente vuole fare weekend lungo e provocare così anche un movimento d'opinione, poteva prendere in maniera più istituzionale il segnale della piazza e farlo in maniera matura. Dai Slocar, ecco, continuate a rispondere al sondaggio e poi Menis. Nel caso di Trieste direi che ha stato di piazza, è colpa sua. È stato di piazza? Ha stato di piazza. Ha stato, cioè? Sì. Perché di piazza ha colpa sempre e anche su questo ha colpa anche di questo. È una battuta. Però è difficile replicare a quello che ha detto l'amico Lipolis, perché ha centrato, soprattutto nell'ultimo ragionamento, su quello che tutti quanti noi piangiamo, le morti di tutti, perché non è che noi siamo felici di quello che succede. Il problema è che le guerre sono terribili e chiunque sia in mezzo commette degli errori o commette dei delitti, da una parte e dall'altra. Ed è vero anche che io credo che questa guerra dovrà venire fuori con una pace forzata. Spero Trump riesca a portare a casa questa sua volontà nel concludere mi sembra entro domenica, no? Vediamo la risposta di Hamas. Noi abbiamo assolutamente questa situazione molto... Questa speranza. Allora, scusi, a conclusione. No. Mi fate vedere, prima di Menis, vorrei farvi ascoltare anche Federica. Ce l'hai Gian? Prepariamo quel passaggio, sono 2 minuti. Massimiliano Federica oggi commenta quanto è accaduto ieri sera e quanto ha visto e sentito durante la diretta, ovviamente di Tele4, cioè la manifestazione di oggi, perché è un ulteriore spunto perché poi voglio sentire Menis. Dai, Federica. Dalle notizie che ho appreso dalle agenzie di stampa, ho visto che ieri sera, durante la manifestazione tenutasi in Piazza della Borsa, dove erano presenti anche le bandiere di AVS e Movimento 5 Stelle, più volte è stato urlato lo slogan di Hamas, che esorta all'estinzione di Israele, ovvero Trieste lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume al mare. Questo è lo slogan dei terroristi, ribadito anche oggi, purtroppo, durante la manifestazione organizzata dalla CGIL. Una vergogna assoluta, che scopre un velo. Il velo che copriva ormai un evidente appoggio all'organizzazione terroristica di Hamas, che mi auguro sia di una minoranza. Ma tutti gli altri che erano in piazza o al corteo sono stati zitti. Un antisemitismo che non conosce nemmeno più la vergogna di esporsi pubblicamente. Nel mentre a Udine bambini, ripeto bambini, vengono strumentalizzati per manifestare a favore di Flottiglia. Mi sembra si sia decisamente superato ogni limite. Mi auguro che tutte le forze democratiche prendano una posizione chiara e la si finisca, per alcuni, di continuare a cavalcare la piazza. Una piazza che sta distruggendo edifici, danneggiando proprietà private, fermando illegalmente stazioni e porti. La giustificazione è sempre la stessa, sono una piccola parte. Una piccola parte che però sta sempre in quelle piazze. Anche ieri sera a Trieste è stata sfondata e distrutta una vetrata della stazione. Chi pagherà oltretutto per questi danni non si sa. Prese a calci auto di cittadini privati, ferito un poliziotto. Adesso è arrivato l'ora di dire basta.
Infine voglio esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà alla comunità ebraica, che torna ad essere vessata e perseguitata come negli anni più bui e drammatici della storia del Novecento. Sono con voi. Dai Menis. Ma se devo commentare quest'ultimo servizio, devo dire che è stato un intervento patetico quello del presidente Fedriga, e dopo cercherò di spiegare perché. Perché mi sa che qua si sta guardando a quello che succede nella nostra città e si sta dimenticando quello che sta succedendo in Palestina, no? Quindi oggi tutti a evidenziare i disagi che ha subito la nostra città, a mettere in croce chi ha partecipato ai cortei della CGIL e dell'USB. Io ho partecipato al corteo della CGIL, è stata una bellissima manifestazione, tranquilla, pacifica, e ci si dimentica il motivo di questa manifestazione. 66.000 non civili palestinesi, perché prima Lippolis ha avuto difficoltà a pronunciare la parola palestinesi, forse perché essendo musulmani valgono di meno per il centrodestra. 66.000 palestinesi ammazzati, civili, trucidati. Siamo di fronte ad un genocidio, e questa è la questione. Non è la questione di bloccare una città come sono state bloccate tante città in Italia. L'obiettivo era chiaro ed evidente, che è quello di portare l'attenzione rispetto a un problema mondiale, all'assenza per esempio di corridoi umanitari dove far arrivare il cibo a questa popolazione che sta morendo di fame, cibo che viene mandato per vie istituzionali e che viene bloccato dal governo israeliano e dai militari israeliani, persone che non ricevono acqua, e questa è la vergogna, non uno slogan citato in un corteo a Trieste come in altre città, dove tra l'altro poi l'interpretazione che dà il presidente Fedriga non è l'unica possibile a quello slogan. La vergogna è avere uno Stato come il nostro, un governo che sta facendo ancora affari di guerra con Israele. L'altro giorno abbiamo presentato e discusso una mozione in Consiglio regionale per chiedere che almeno il Friuli Venezia Giulia interrompa i rapporti economici con Israele, e invece anche la nostra regione è complice di quel genocidio, perché gli affari con il governo israeliano vanno avanti. E questo è il punto, non è il punto il disagio che viene provocato da uno sciopero. Ben venga questo sciopero. Però allora, posso replicare un attimo, Ferdinando, soltanto alcune 10 secondi, perché voglio andare pubblicità, 10 secondi per dopo per parlare. Facciamo così, dai, per correttezza abbiamo fatto intervenire tutti e da adesso parliamo insieme, cioè ci confrontiamo. Pochi istanti di pubblicità, vi farò vedere un altro passaggio di quello che è successo in queste ore, altre voci di queste manifestazioni, tra poco. Questo è il video shock dell'assalto alla stazione centrale di Trieste da parte di esponenti di collettivi locali e di un gruppo di cittadini stranieri che si sono staccati in testa al corteo Propal di ieri sera, che hanno provocato poi la rottura delle entrate d'ingresso laterali lungo Viale Miramare e il ferimento dell'agente della Polfer, l'uomo che cade a terra nelle riprese. Fatti documentati in diretta dalla nostra emittente nel telegiornale serale di giovedì 2 ottobre. Gianluca, restiamo sui manifestanti, qui si scappa perché c'è il lancio in questo momento di lacrimogeni. Vedi Gianluca? Riesci a inquadrare? Ok, lancio di lacrimogeni evidentemente da parte della polizia. Dietro c'è il cordone di polizia e questi sono i vetri infranti da parte dei manifestanti nel tentativo di entrare all'interno della stazione di Trieste. Vedete cocci di vetro e di cristallo dappertutto, lo scudo di uomini della polizia dietro che hanno risposto, diciamo così, all'assalto dei manifestanti con il lancio di lacrimogeni per disperdere la folla. Questa è la situazione che vi possiamo documentare in diretta qui, e qui dall'altra parte vedete gli agenti che presidiano la stazione centrale di Trieste.
Va bene, avevo promesso, voglio sentirvi tutti da Elipolis, poi farò sentire Sì, la no, signora che volevo ha bloccato dire, il porto. tutti quanti noi vogliamo la pace. Non c'è nessuno di noi, credo, che voglia che prosegua la guerra. L'unico sistema per avere la pace a Gaza è quella che vengano liberati i 48 ostaggi che sono rimasti, che tra l'altro più della metà molto probabilmente sono morti. Io non ho mai visto una manifestazione da parte del centro-sinistra per la liberazione degli ostaggi. C'è stato probabilmente subito dopo il 7 ottobre. quando c'è voi stata una fate le mozioni e le portate in consiglio regionale, in consiglio comunale, bisogna essere obiettivi. Io sono molto laico in questa cosa. Non è tra l'altro è difficile parteggiare per una parte o per l'altra, però le cose bisogna dirle. Siamo partiti dal 7 ottobre del 2023, No, quando è già questo un errore, perché siamo non siamo partiti nel dal 7 ottobre 2023. Vabbè, se andiamo Perché sai che siamo partiti se andiamo dal indietro con la 1945. storia, se andiamo indietro con la storia, Cioè non è una scelta tua che sì, dire, però se andiamo indietro partiamo con la da 3 storia, anni, non da 45. perdiamo l'equilibrio. No, per avere una visione completa devi partire dal 45. 2023 1200 innocenti sono stati massacrati. Ricorda in quello Israele. che c'è stato prima anche. Permettimi di finire il ragionamento. 1200 persone sono finite, sono state massacrate ed erano dei civili. È ammazzare 70.000 ed erano persone. i civili. La risposta è ammazzare 70.000 la reazione di Israele è stata molto dura, perché l'esercito israeliano, l'IDF, è uno il terzo o quarto esercito come forza al mondo, quindi ha fatto. Bisogna però anche dire che sono morti bambini, sono morte donne, sono morti molti civili, ma che Hamas si è fatto scudo dei bambini, delle donne e dei civili. E bisogna dire anche che molti aiuti umanitari mandati dall'Italia e dalla Meloni sono stati pappati da Hamas, da Israele, che ha fornito, ma non è vero, dal governo di Israele, ma non è vero assolutamente. È acclarato e dichiarato anche dall'ONU. Hamas ha bloccato questi aiuti umanitari perché doveva dare da mangiare ai propri guerriglieri, e quello che avanzava lo vendeva a caro prezzo. Quindi bisogna dire la verità nella sua completezza. Allora voi quando fate le manifestazioni, quando parlate, quando fate le mozioni, dovete dire le cose così come stanno. Esattamente. Perché lo sappiamo benissimo. Infatti, che l'esercito dell'IDF non è un esercito. Come sai benissimo, dopo il 7 ottobre a Trieste c'è stata una manifestazione unitaria in cui era presente tra l'altro tutti i 3 rappresentanti delle religioni più importanti, tra l'altro appunto era presente anche il vescovo Trevisi, rappresentante della comunità ebraica e della comunità musulmana, e c'è stata una bellissima manifestazione che si è conclusa, se non ricordo male, al Mole Audace, unitaria e di pace. È stata stupenda qualche giorno dopo il 7 ottobre. Quindi. Mi fate sentire velocissimo, poi voglio ascoltare ancora Bressan e Slokar, la telefonica dei dipendenti bloccati, perché oggi ci hanno contattato durante la nostra straordinaria. Dai. Oltre al blocco del Varco 4, con lo spostamento dei manifestanti in riva Traiana al Varco 1, sostanzialmente in questo momento il porto è bloccato e con esso, mi sembra di capire, i dipendenti che sono all'interno. Esatto, non si può entrare, non si può uscire. Per noi è un disastro non poter uscire, perché ognuno di noi con la propria vita ha i propri impegni. Certo, lei mi diceva, per esempio, dobbiamo andare a prendere i bambini a scuola. Esatto, chi ha i bambini, chi ha magari una 104 a casa e tutta una serie di cose che saprà benissimo che non va bene, insomma è sequestro di persona questa casa mia. Vi siete riuniti assieme, stiate allertando la polizia, cosa avete deciso di fare? Adesso per il momento ho chiamato voi perché tante volte la mossa migliore è fare un po' di confusione e anche far sentire la propria voce, perché la libertà di manifestare è tale quale alla libertà mia di poter lavorare. Quindi voglio dire, e di poter andare a casa anche, per smettere di lavorare e andare a casa. Quindi adesso noi, io e le mie colleghe, siamo mani incrociate ad aspettare di sapere se possiamo uscire dal porto. Voi lavorate per? Noi siamo della Mid-Sea, che è un'impresa portuale all'interno dei magazzini Seaway, articolo 16. Va bene, prepariamo poi Illy, come detto, e il tema ippodromo, perché voglio riuscire a parlare anche di quello.
Ha concluso Menis? Sì, io dicevo che abbiamo solidarizzato quando appunto dopo il 7 ottobre e abbiamo anche noi partecipato alla manifestazione. Quella in Piazza Unitaria, va bene. Prima non ho detto, non è questo il tema. Sì, vi leggo, scusate solo un secondo, non l'ho fatto oggi sul territorio nazionale, risulta che siano state organizzate 29 manifestazioni con 396.400 partecipanti. Nelle 2 giornate di ieri e di oggi sono stati refertati 55 feriti tra le forze di polizia a causa delle aggressioni subite. Lo fa sapere questa sera il Viminale. Poi c'è Federica che definisce ignobili le aggressioni ai giornalisti del corteo Propalso. Ultime dichiarazioni di pochi minuti fa. Mi accodo a quello che diceva prima Lipoli sul discorso, ma no, anche sul discorso delle forze dell'ordine, dei giornalisti e altro. Però una delle cose che mi ha colpito, che veramente mi dà fastidio, che il sindacato si occupi di queste cose. Ci sono i partiti politici che dovrebbero occuparsi assolutamente di questa realtà. Non può essere un operaio rinunciare alla paga e lasciare gli altri, magari nel caso della signora, in porto, che non può uscire. È uno scontro tra poveri e io francamente queste cose qua a me non piacciono. Ci sono i partiti, se hanno la forza, il carattere e l'ideale, portino loro avanti la cosa, non così. Questa è una vergogna del sindacato. Una vergogna, dai, pressa. Io torno un attimo indietro per toccare un punto che è stato toccato ma va rimarcato, nel senso che l'interesse su questa questione non è solo da una parte, perché quando c'è stato l'attentato ci sono state manifestazioni ovviamente di solidarietà e vicinanza a Israele. Quello che dicevo prima che ha fatto la differenza è stata la reazione che ormai l'opinione pubblica in generale considera spropositata e non avvedendo dei segnali a livello nazionale si crea un clima che vuole mandare un messaggio. Poi dispiace, per tornare al servizio che abbiamo visto del Presidente della Regione, vedere che si cerchi sempre di trovare l'unico episodio problematico che c'è stato, dal quale tutti hanno preso distanza, nel senso che si sono comunicati, dello stesso Partito Democratico giustamente, c'è stata distanza dall'episodio, condanna e vicinanza sia alle forze dell'ordine che c'è stato un conferimento e anche i giornalisti che sono stati insultati. Ma nel resto d'Italia ogni giorno? Ogni giorno, a Torino, ogni giorno, a Bologna, ogni giorno? Qua, come è corretto fare, io non ti avevo interrotto, quindi se puoi non interrompermi mi fai una cortesia anche, in sincerità. Sto dicendo che si cerca di editare l'unico episodio per far passare una manifestazione come quella di oggi, per esempio, come dicevano anche gli SMS che sono passati, che è stata totalmente pacifica, e per cercare di inquinare il clima quando in verità non si può dire nulla della manifestazione di oggi. Nel senso che episodi non ce ne sono stati, c'erano i ragazzi davanti, quindi un segnale anche di interesse dei giovani, che probabilmente è vero che mostrano una certa sensibilità e probabilmente hanno difficoltà anche a capire quello che gli viene detto a scuola rispetto ai drammi del passato e poi vedere che oggi sotto gli occhi di tutti c'è alla fine un genocidio, qualcosa di così grande che va in contrasto con quello che gli viene detto ogni giorno a scuola. Quindi c'è anche questo tema e poi il tema ovviamente di famiglie, persone tranquillissime, che penso che anche i servizi Tele 4 oggi hanno dato ragione di questo tipo di partecipazione. Mi fa diventare matto il fatto che i partiti che in qualche modo sono cioè in questo caso sono gregari del sindacato, ho capito cosa vuole dire lei. Sì, ma dico, non è possibile questa roba qua. Cioè sono indeboliti e il sindacato che tira la testa su altri esatto, temi, e poi dopo... Io sto parlando del tema, tu hai un filtro probabilmente di analisi non so di che tipo, io parlo del tema politica, lui lo fa politica, e del messaggio che non arriva, giustamente si cerca di farlo arrivare, nel senso un messaggio non sta arrivando. Altri stati hanno avuto, diciamo, maggior condanna, comunque anche gesti più simbolici che mostrano una vicinanza e cercano di arginare l'atteggiamento di Israele. A livello italiano questo non c'è stato. Migliaia di testini in piazza pacificamente, brava Trieste. Allora, mi fate vedere, sì, questo per un commento velocissimo di tutti, poi voglio far vedere il caso Ippodromo. Dai, Riccardo Illi. Vedo una città con la cabinovia tra 10 anni. Sulla cabinovia sono francamente laico
Sono stato a Barcellona e sono stato sulla cabinovia che esiste lì, è una meraviglia. Riccardo Illy, seppure per il tempo di un incontro pubblico, è tornato. Stamani al Caffè San Marco, ospite di un'iniziativa promossa da Federmanager, l'ex sindaco, deputato e presidente della regione ha trattato più di un argomento collegato al futuro della città. Il discorso sulla cabinovia, apparentemente secondario rispetto a questioni macro, in realtà bene si inserisce sull'identikit della Trieste del prossimo decennio che Illy così immagina. Io vedo Trieste fra 10 anni come una città ancora più scientifica, con una maggiore presenza di industrie attirate soprattutto dal porto, quindi dalla vicinanza al mezzo di trasporto più economico al mondo, e anche una città ancora più turistica, lo è già moltissimo, magari migliorando la qualità più che la quantità. In questo contesto, ragiona dunque Illy, il progetto della cabinovia rappresenterebbe un asset non da poco, da più di un punto di vista. So che molte città europee stanno approvando progetti per realizzare delle cabinovie, è il mezzo di trasporto pubblico in questo momento più efficace e più efficiente, perché si può realizzare con un impatto che rispetto a tram o metropolitane è sensibilmente inferiore sul territorio e soprattutto ha un costo competitivo. Rispetto ai tram e alle metropolitane una cabinovia ha un costo che è semplicemente una frazione. Poi è vero che a Trieste ci sono dei problemi, se possono essere risolti bene, se non possono essere risolti vuol dire che bisognerà rinunciare. Riccardo Illy ai nostri microfoni non si è poi sottratto ad un commento sulla situazione venutasi a creare in Medio Oriente, situazione che a suo dire andrà a risolversi sempre che non si dimentichi il dato di partenza. Non dobbiamo mai dimenticare che il popolo che è stato perseguitato è quello ebraico e che l'attacco iniziale nell'ottobre di 2 anni fa è stato quello di Hamas nei confronti del popolo ebraico, con un eccidio del tutto immotivato, e quindi temo che la questione si risolverà quando Hamas sarà sciolta. Dai l'ultima ora intanto in onda e fai vedere per favore Repubblica.it che ha già postato in home page, eccolo qua. Togliamo il sondaggio, Gianluca, per favore. Hamas ha risposto alla proposta di Trump, sì al rilascio degli ostaggi. Ringrazio anche Sabrina che mi ha fatto avere questa notizia mentre ci sta seguendo evidentemente, quindi la ringrazio. Hamas ha risposto alla proposta di Trump, il Presidente degli Stati Uniti è d'accordo entro domenica o sarà l'inferno, questo lo sapevamo, ma l'ultima ora appunto è che Hamas accetta di rilasciare tutti gli ostaggi israeliani vivi o morti, secondo la proposta di pace di Trump di questi giorni, di cui molto si è parlato, sono i 20 passapunti, ma tra l'altro Hamas accetterebbe anche di trasferire la gestione della striscia di Gaza a un organismo indipendente tecnico palestinese, che era cosa anche questa contenuta. Quindi ha ascoltato quello che ho detto io prima. Tra Trump e Slocar ha scelto Slocar. Ma scusa, è ovvio. Hamas, così come... È evidente, Ferdinando, che Hamas si trova con le spalle al muro. Per accettare un accordo del genere, per cedere il potere, tra virgolette, della striscia di Gaza ad un'altra autorità palestinese vuol dire che era veramente nella condizione di non poter agire. Rilasciare gli ostaggi. E quindi vince la linea di Trump, condivisa da molti paesi islamici, condivisa dalla nostra Presidente del Consiglio e condivisa da molti paesi europei, perché era la cosa più saggia. 10 secondi. Beh, era il risultato, credo, se sarà così, nel senso, e sembra che sia così, nel senso, e si chiude in questo modo, era il risultato che tutti comunque auspicavano, nel senso, su quello non si può dire nulla. Peccato esserci arrivati comunque con delle sofferenze immani, nel senso che è una situazione che si calma a questo punto, nel senso che un intervento, se si fosse stati capaci di farlo prima, ovviamente sarebbe stata tutt'altra cosa. La situazione era talmente probabilmente insostenibile che si è arrivati. Comunque ricordiamoci che molti dei numeri che sono arrivati dalla Palestina sono numeri spediti da Hamas. Io mi auguro che i morti siano molti meno. Sono numeri certificati su questo. Lascia perdere, sono numeri certificati dall'ONU. I giornalisti in Palestina venivano manovrati assolutamente. No, i giornalisti in Palestina non possono entrare. Su questo purtroppo ci sono anche le persone che sono sono morti 200
150 giornalisti chissà chi li ha ammazzati. Quindi quanti ammazzi? La guerra. Sì, la guerra. No, intanto non è una guerra, è un esercito contro dei civili. Non è una guerra. Facciamo i numeri dell'Ucraina, quante persone sono morte è una cosa molto diversa. Tra civili, esercito. È una cosa, ma non ci sono morti di serie A e morti di serie B. No, non ci sono morti di serie A e morti di serie B. Alcune volte c'è un livello di attenzione differente, probabilmente anche per vicinanza e prossimità che ci può essere. Quindi è vero che magari si tende. La differenza è che ci sono morti sulla Palestina in guerra, in verità non c'è la stessa con la differenza che in Palestina invece sono morti civili. È molto più difficile combattere un terrorista che non combattere un esercito, perché il terrorista si nasconde in mezzo ai civili. Comunque facciamo una cosa laica, come dice Illy. Fortunatamente adesso però scegli un esempio che non sembra più così laico, una cosa laica. No, perché è laico, anche perché sarà il prossimo probabilmente candidato del centrodestra con una lista civica. È Riccardo Illy, è fantastico. Dopo le dichiarazioni l'idea del Capinovia. Dopo le dichiarazioni che ha rilasciato la vostra emittente, mi sembra sia il perché il russo non ce la fa contro Illy. Mi sembra che sia un perfetto candidato del centrodestra, non solo per la contro Illy non ce la fa. Non solo per la Capinovia, ma per quelle cose aberranti che ha dichiarato sul conflitto israelo-palestinese, quindi è un perfetto candidato del centrodestra. Bene, no, volevo dire, ringrazio, se per questo ringrazio, non arrabbiarti, tutti i paesi del mondo, ma credo che l'opera vera è stata fatta da Trump, ha portato a casa se chiuderà questo cerchio. Intanto bisogna vedere se si chiude questo accordo. Io credo perché tutti noi lo speriamo, perché poi c'è l'inferno che si può scatenare. La proposta di Trump sia rilascio degli ostaggi, eccolo qua. Sì, ma come hai detto se dice Hamas così è così. Ma come ha detto prima Ferdinando, ha anche detto che accetta che la striscia di Gaza sia governata da un'autorità palestinese, però. Vabbè, ma d'altronde è terra palestinese. Che però è qualcosa di diverso dalla proposta di Trump, no? Che toglie proprio i palestinesi. Intanto arriviamo finalmente a una mediazione che fino adesso non c'era, era muro contro muro. Io mi auguro che si arrivi a un accordo. Ragazzi, mi lasciate questa ultima ora perché comunque è importante, lo so anche perché coloro che magari scanalando possono avere questa novità che adesso pubblica anche l'home page di Repubblica. Vabbè, su Illy ho sentito, no? Già. Cosa vuole dire Brescia? Sulla dichiarazione di Illy? Sì, dai, poi faccio vedere intanto che ovviamente viene probabilmente enfatizzata per il ruolo passato, ma non è che influisca su quello che è la posizione che è sempre stata chiara e coerente. Comunque è stato un bravo, abbiamo avuto due bravi sindaci, Di Piazza che è stato il numero uno. È stato il numero uno. Un po' a seconda della dichiarazione. No, adesso alla rivalutazione. Fatemi finire il discorso semplicemente. Io dico, ovviamente la posizione è la sua e poi bisogna dire che ha detto anche in chiusura il fatto che comunque l'ho ricordato prima, che ha ricordato prima, diciamola questa cosa in maniera chiara, nel senso che poi se si vedrà che non è sostenibile. Poi è strano l'ultima cosa che vorrei dire. Però l'ultima cosa che vorrei dire che è strano che parli del fatto che dal punto di vista ambientale avrebbe un impatto molto ridotto. Queste sono le parole del servizio, quando noi sappiamo che proprio il TAR ha bocciato praticamente ma il TAR ha bocciato praticamente l'opera perché l'impatto che veniva certificato dall'amministrazione era ben superiore alla fine della riduzione dell'impatto ambientale a quello reale. Sì, al piano di Trump per la pace, rilasciamo tutti gli ostaggi ma servono ulteriori negoziati. Questa sarebbe appunto la dichiarazione di Hamas. Si vede che c'è un punto di caduta differente, però non è. Però andiamo a una mediazione. Andiamo a una mediazione, questo è importante. Va bene, dai, Lipolis velocissimo sulla Capinovia. Ma sulla Capinovia, secondo me è già grave quando la politica si rivolge alla magistratura, al TAR, alla giustizia per risolvere le cose. La politica deve avere l'autorevolezza di fare. L'autorevolezza deve avere. Sigle ambientaliste, allora vuol dire che la politica deve avere l'autorevolezza. Cittadini che subivano esport. No, ma scusa, non puoi ripetere 3 volte la cosa falsa. La politica deve avere l'autorevolezza di fare le cose, viene votata dagli elettori, viene punita dagli elettori, viene promossa che non è d'accordo con voi viene definito politica di qualcun altro. No, dico semplicemente che quando la politica si affida ai referendum e si affida alla giustizia ha fallito. Non l'ha voluto fare, per esempio, sulla Capinovia non l'ha voluto fare la maggioranza. Bresa, mi stai
interrompendo tu però adesso. Adesso in questo sì, momento perché lasciami non finire il posso discorso. ascoltare certe cose. Lasciami finire il discorso. Lascio finire. Ecco, allora, quando la politica si affida ai referendum e alla giustizia ha fallito perché noi siamo rappresentanti del popolo, veniamo eletti da delle elezioni democratiche e quindi dobbiamo portare avanti un programma che dopo viene promosso o bocciato nella seguente... Non era il programma. Nella cosa, seguente... non vera. Se ne parlava già anni prima della cosa. Dai, e io sono convinto di una cosa, che la cabina via, qualora il giorno si dovesse fare, io mi auguro che si faccia, verrà premiata dai cittadini successivamente, perché è stata premiata in tutto il mondo, funziona dappertutto. Mi fate vedere il caso Ippodromo, 130 milioni di euro appunto per quell'area, un mega progetto, ma c'è polemica all'interno della maggioranza stessa in comune. Vediamo. L'occasione di un corposo investimento, circa 30 milioni di euro che la Regione ha già accantonato per un project financing attraverso l'assestamento estivo di bilancio, contro la prudenza di vederci chiaro prima di prendere impegni onerosi e frettolosi. Si può riassumere così la posizione che la politica locale ha manifestato nelle ultime settimane riguardo l'ipotesi di una cittadella dello sport da realizzare all'ippodromo di Montebello in virtù dell'interessamento del gruppo Fintria e di ICOP SPA. L'iniziativa di queste aziende ha preso forma ad agosto. Sul piatto l'intera partita avrebbe un valore di circa 100 milioni di euro, 30 stanziati dalla Regione a favore del Comune di Trieste, che sarebbe partner minoritario del privato nel project financing, i restanti da Fintria e ICOP per un percorso di riqualificazione su più anni. E in generale tutta quell'area, con il nuovo impulso che riguarda l'ex fiera e il desiderio del campus nell'ex caserma di Via Rossetti, che solletica l'appetito del sindaco. Io ho preso atto dei 30 milioni che ha messo la Regione, adesso di progetti non ne abbiamo, quando arriveranno i progetti cominceremo una discussione serena. Sembra che i privati metteranno 100 milioni, davanti a 130 milioni il sindaco si inchina perché è lo sviluppo della città, però ripeto, l'unica cosa che ho fatto fino adesso, ho preso atto dei 30 milioni che ha messo la Regione. Pochi giorni fa però la giunta comunale non era allineata sulla proposta. Sindaco e Lega favorevoli, Fratelli d'Italia si è astenuta, Forza Italia ha votato contro. Assolutamente non smentisco il sindaco perché ben vengano quelli che sono i finanziamenti. Semplicemente Forza Italia aveva chiesto prima di quella delibera che inizia un iter di approfondire innanzitutto l'iniziativa, di capire di massima, perché oggi non c'è neanche un progetto, di cosa stessimo parlando e quindi avere qualche giorno a disposizione. Da parte del proponente c'è stata chiusura e evidentemente noi siamo abituati invece a cercare di verificare, di capire, di fare dei ragionamenti come è giusto che sia e quindi di fronte a questo atteggiamento abbiamo votato contro. Questo non significa che abbiamo preclusione per chi che sia o per alcuno, ci mancherebbe, ma significa avere quantomeno quel rispetto verso tutti i colleghi di coalizione per lavorare in maniera coordinata. È una maggioranza un po' litigiosa ultimamente? No, posso dire, allora, il tema che ci siano delle discussioni, delle diversità di vedute, va bene, ci sta, però alla fine troviamo sempre una sintesi. Qualche volta, e questo mi dispiace, Forza Italia non l'ha mai fatto, si tende un attimino ad accentuare i toni pubblicamente e secondo me questo non fa bene alla coalizione. Flash velocissimo, eccolo là, è il testo diffuso su Telegram, canale Telegram di Hamas. Sia al piano di Trump rilasciamo tutti gli ostaggi vivi e morti, sia al piano di Trump per la pace rilasciamo appunto tutti, ma servono ulteriori chiarimenti, lo scrive Hamas nel canale Telegram in arabo. Ecco il testo: nel nome di Dio, la più graziosa, la più misericordiosa dichiarazione importante riguardo alla risposta di Hamas alla proposta del nel tentativo di fermare l'aggressione e la guerra di sterminio contro il nostro risoluto popolo della striscia di Gaza è basata sulla responsabilità nazionale e sulla preoccupazione per i principi, i diritti e gli interessi supremi del nostro popolo. Il movimento di resistenza, così si definiscono, islamica Hamas, ha tenuto consultazioni approfondite all'interno delle sue istituzioni dirigenti, ampie consultazioni con le forze e le fazioni palestinesi, consultazioni con i nostri fratelli e amici mediatori. Insomma, per il piano, dopo uno studio approfondito, ha preso la sua decisione e ha presentato la seguente risposta ai fratelli mediatori: apprezza gli sforzi arabi islamici internazionali, quello di Trump. Allora, vediamo se riesco a trovare il punto. Il movimento annuncia il suo accordo per il rilascio di tutti i prigionieri israeliani vivi e morti, in conformità con la formula di scambio contenuta nella proposta del presidente Trump, a condizioni che siano soddisfatte le condizioni necessarie sul terreno per lo scambio. In questo contesto il movimento afferma, questo è Hamas, mamma mia, aspettate, il movimento
ribadisce anche il suo accordo. In questo contesto il movimento afferma la sua disponibilità ad avviare immediati negoziati attraverso mediatori per discutere i dettagli di questo processo. Il movimento ribadisce anche il suo accordo di affidare l'amministrazione della striscia di Gaza a un corpo palestinese di tecnocrati indipendenti sulla base del consenso nazionale palestinese e del sostegno arabo-islamico. Le altre questioni incluse nella proposta del Presidente Trump relative al futuro della striscia di Gaza e ai diritti intrinseci del popolo palestinese sono legate a una posizione nazionale globale basata su leggi e risoluzioni internazionali pertinenti e saranno discusse all'interno di un quadro nazionale palestinese globale all'interno del quale Hamas farà parte e al quale contribuirà responsabilmente. Mi sembra un passaggio storico, chiaramente almeno per gli ultimi anni, con dichiarazioni importantissime da parte di Hamas, che accerta di restituire gli ostaggi vivi e morti, dice, e quindi anche un'autorità di tecnocrati indipendenti palestinese per guidare il processo, per guidare la Palestina. Se questo dovesse essere sera, attuato, credo che per acclamazione Trump Nobel per la pace. Per acclamazione. Vediamo che cosa succede. Se dovesse andare in porto porta una distensione generale oltre il Medio Oriente, che sarebbe una cosa molto importante. Va bene. So che il tempo è poco, vi chiedo perdono, ma stasera succede un po' di tutto. Ferdinando, no, solo una cosa volevo dire, no? È un pensiero ai bambini che sono morti, perché chiaramente i bambini fanno una tenerezza immensa e quindi di qualsiasi religione, razza, colore siano, fanno una tenerezza infinita. Però un pensiero anche a quelli che sono rimasti prigionieri di Hamas 2 anni in gallerie senza mangiare, senza niente. Provate a immaginare cosa hanno passato questi per 2 anni, dal 7 ottobre del 2023 fino ad ora, è una cosa terribile. Anche le famiglie, perché diciamo che le prime a protestare anche sulla reazione di Israele nei confronti di Netanyahu sono state tantissimo le famiglie degli ostaggi, insieme a una posizione interna anche più ampia sicuramente. Campi di più all'accetto. Cioè mi sembra cos'è? Una proposta all'accetto alla qualunque, cosa credo di sì. Va bene, dai. No, noi abbiamo la fortuna che a Trieste volete fare? Cosa sta succedendo? No, guarda, noi stiamo trasformando Trieste si sta trasformando con i PPP. Lavori che sarebbero stati fermi per anni e anni, fortunatamente abbiamo imprenditori illuminati che fanno dei loro investimenti insieme al pubblico e trasformano la città. Guarda Campus, per dirti uno, cioè noi abbiamo, è venuto fuori un gioiello e avremo molteplici gioielli come lo sarà l'Ippodromo. E perché non convince questo gioiello, non convince neanche la maggioranza? Questa è Guarda, io ti posso dire, a me convince. Poi, ho capito, tu sei della Lega, che è l'unico partito, insieme penso alla lista del sindaco, che finora si dimostra a favore. Guarda, l'importante è che vengano fatti i lavori. Io sono uno di quelli che vuole fare i lavori. Il tema però secondo me non è... Il fatto è chiaro che tutti vogliamo recuperare delle aree che sono sottoutilizzate, no? Il tema è chi lo fa e per quale motivo lo fa. Perché poteva andare chiunque altro, sai Paolo. Evitare le speculazioni. Ci sono delle aree che erano, per esempio anche quella dell'ex fiera di Trieste, che erano pubbliche, ed è chiaro che quando un'area è di proprietà pubblica hai delle leve maggiori su come andare a rigenerare quella parte della città. Se invece la soluzione è sempre e comunque di fatto vendere o comunque cedere la gestione di un'area a un privato, non credo che questa sia una soluzione che possa andare bene sempre e comunque. Faccio un esempio: il project financing, e l'abbiamo votato anche noi, quello che verteva e che ha consentito la realizzazione del nuovo centro congressi in area del Porto Vecchio, era perfetto secondo noi, perché era mirato a realizzare un'opera attraverso anche dei capitali privati. Però cedere delle aree pubbliche sempre e solo ai privati, laddove
Anche in questo caso l'ippodromo, tra l'altro, è chiaro che è sottoutilizzato. No, non è utilizzato, No, non è vero che non è utilizzato, perché ci sono associazioni che fanno molte attività. È un buco nero, anche quello. Fanno molte attività con i cavalli e riescono a, anche con bambini e ragazzi che hanno difficoltà, quindi ci sono, come è stato anche tra l'altro scritto anche sul nostro quotidiano, ci sono ancora attività. E poi tra l'altro bisogna anche capire, come diceva anche Poleacco prima, effettivamente di cosa stiamo parlando e qual è il progetto, perché la delibera di giunta ovviamente non ha legato nessun progetto, cioè c'è un progetto di massima, ma che non si capiscono bene, di cui non si capisce bene i dettagli. E se da quello che si vede e che si è letto questo progetto presenta la criticità di abbattere un centinaio di alberi, qualche perplessità mi sorgono. Ma credo che il tema, anche secondo me, è quello, non c'è chiarezza della progettualità. Ma anche lo stesso ha detto, io registro che la regione ha messo 30 milioni, noi non abbiamo il progetto, l'ha detto Cine. Sì, però dico la regia, se devi mettere la regia anche tu pubblico, devi avere, cioè se un intervento è circoscanziato, serve una determinata cosa e uso anche quello strumento e sono d'accordo su cosa serve la destinazione d'uso anche di quello che si va a fare, è un discorso. Se invece si tratta solo di una cosa molto generica assegnando un'area, è ovvio che qualcuno si stia domandando già adesso di vedere un po' meglio il tipo di progettualità che ci sarà su quel e credo che questa sia la perplessità che posso condividere anch'io, ma ce l'hanno Forza Italia, penso col voto proprio contrario in giunta dell'assessore che hanno uno solo in giunta, e poi c'è anche l'astensione comunque di Fratelli d'Italia, non è poco, nel senso, se facciamo i conti non è poco. No, io parlo a titolo personale perché non conosco sinceramente il problema, parlo di quello che so, ma che so da parte esterna, tra virgolette, a quello che succede nella giunta comunale. L'ippodromo di Trieste aveva 100 riunioni all'anno 20 anni fa, 30 anni fa, ora ne ha 15, 20, l'ippica è in grande difficoltà. Stiamo parlando di una cosa a lungo termine, quindi stiamo parlando di una cosa che va dal 2031 in poi. Non sappiamo tra l'altro cosa c'era scritto nella donazione da parte dei vecchi proprietari dell'ippodromo che hanno donato il terreno dell'ippodromo al comune di Trieste, perché sembra che abbiano vincolato la donazione al fatto che resti ippodromo per sempre, e da quello che mi risulta, finché ci sono vivi gli eredi del donatore, tra virgolette, la destinazione non può cambiare. Quindi secondo me Fratelli d'Italia, i nostri assessori hanno fatto bene ad astenersi, però parlo sinceramente con un pizzico di ignoranza in materia, non conoscendo il progetto e non conoscendo il vedremo. Però c'è sta serie di sgambetti, no? Allora, siccome per l'asilo di Roiano Forza Italia si è messa di traverso, No, dico. Forza Italia, almeno una parte, allora Fratelli d'Italia deve accettare. Però Poleacco alla fine ha detto una cosa. Cosa ha detto? Alla fine della fiera andiamo d'accordo tutti. Sì, ho capito, però in questo momento registriamo è scappata qualche risata fuori allora, onda. siccome poi Forza Italia vuole invece i cassonetti intelligenti, ecco, Babuder, gli altri partiti un po' lo ostacolano. La cosa principale, più bella, è che loro rosicano. Vabbè, il problema è che per esempio l'asilo nido di Roiano non è aperto da 1 anno e mezzo. Però abbiamo trasformato quell'area. Se aspettavamo voi, lo scorso anno non è stato utilizzato e quest'anno neanche, in attesa di appunto che la maggioranza si metta d'accordo, e quindi quanti sono? 60 posti non utilizzati per 2 anni. No, è un peccato veramente che l'asilo non sia partito 1 anno prima. Io credo però che entro un paio d'anni partirà, anzi il prossimo anno. Speriamo che l'asilo partirà il prossimo anno. L'asilo partirà il prossimo anno, la piscina terapeutica si inizierà perlomeno a vedere qualcosa il prossimo anno. Dopo 6 anni dal crollo. Però insomma l'importante è portare a casa qualcosa. Forse su questo di piazza in 26 anni di sindaco tra Trieste e Muggia, alla fine avrà fatto un sacco di cose. Al di là delle divisioni, guardiamo anche il bicchiere un po' pieno, no? Erano anche anni di contributi fortissimi. Forse potremmo fare dei ragionamenti su come accelerare i lavori pubblici, perché questo mi sembra il grande problema che tutte ma le non è solo un fatto politico, lo sai meglio di me. Infatti è un problema tecnico, e appunto non è solo una questione di scelta non riesce a mettere mano, perché 6 anni per una piscina terapeutica, non ricordo
ricordo quanti anni un ponte sulle rive non può essere transitato dai camion e i tir devono passare per via del Teatro Romano. Sarà almeno 2 o 3. Credo che se ci mettessimo d'accordo su come fare in modo di nei 5 anni di Cosolini si è fatto molto meno. Appalti, non c'erano neanche anche questo, deve essere seri, no? Quando si dicono a parte che non c'erano soldi, perché col PNRR c'era tanti di quei fondi che non sono stati neanche capaci di utilizzarne alcuni, nel senso che hanno rinunciato, per esempio il famoso quello dell'Eurovia, per l'incapacità di non aver scelto neanche bene il progetto, hanno dovuto rinunciare a una grandissima quota di PNRR. Penso fossero 49 milioni, erano quelli del PNRR, che richiamano una cifra tra l'altro simbolica, che ricorda qualcosa a chi è della Lega. Sì, comunque noi li abbiamo tornati, qui non è un problema. Sono quelli allora, che arrivano, c'è Salvini Trieste ricorderà il secolo, il Novecento, e questo ricorderanno 3 sindaci, che sarà Gianni Bartoli di Piazza, che è il numero 1, e Riccardo Illy. E Illy dal 2027 in poi, Illy. No, anche. Dai, che non fai e Sloca lo ricorda da oggi, dopo il servizio. No, guarda che io ricordo Illy. Giorgia, scusate la regia, e tra un minuto diamo il risultato del sondaggio, ma riesci a verificarmi quante telefonate, perché sennò devo farlo qui nel computer della diretta? No, grazie. Volevo dire che io ricordo i 10 anni del sindaco Riccardo Illy, che ha sdoganato la città, che è diventata una città di nuovo internazionale. Quello sì. E va ricordato questa cosa qua. Poi potremo non condividere tutta una serie di personaggi che sono gravitati intorno a Riccardo Illy, però non si può dire che lui non abbia fatto. Bene. Era un sindaco del fare anche ma anche l'ascesa turistica di Trieste grazie di Piazza, perché insomma ma ti sto dicendo che ci sono alcuni momenti storici, no? Dunque vi abbiamo dato una notizia pazzesca questa sera, c'è anche la risposta di Hamas perché è arrivato Menis. 3.368 telefonate. Dai, vediamo il sondaggio. Parlavo di Hamas prima, ovviamente, la risposta di Hamas, non questo. Tragedia di Gaza, giusto lo sciopero generale di oggi? No per l'87,6%, sì 12,4%. Perché i lavoratori non dovrebbero intromettersi in queste cose, noi lavoratori, però non se il sindacato non dovrebbe intromettersi in queste cose. Si è alzato un se non si sciopera di fronte a un attacco di imbarcazioni battente bandiera italiana, non vedo perché. In acque internazionali, quando alla fine comunque ci sono 40 di connazionali, quindi c'era un motivo diciamo legato anche proprio. Ma il sindacato non capisco. Però abbiamo dato una bella notizia stasera, spero veramente. Sì. Allora, grazie a Danilo Slocar, Grazie a voi. Antonio Lippoli, Luca Bressane, Paolo Menis, Grazie, buonasera. E cambiamo ospiti, ci sarà Cristelli che presenta Il Chi ha ucciso la politica, che è un libro, tra poco. Lui.